Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille, ovviamente lo spazio dedicato a voi alle risposte gratuite, appunto delle dirette. Questa sera è venerdì 19 novembre, con questo appuntamento chiudiamo gli appuntamenti settimanali appunto di questi spazi che condivido con voi, questi spazi appunto dove siamo in contatto diretto. Ovviamente riprendiamo comunque lunedì sempre alle 21:30 sempre su questo canale. Siamo poi in diretta di nuovo mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e poi per concludere il venerdì sempre alle 21:30 però qui su questo canale e via dicendo, a Dio piacendo, andiamo avanti così, sempre presenti. Vi ricordo comunque che sono disponibile anche per consulti privati professionali, 45 minuti, 20 €. Dunque se volete un approfondimento, se volete delle risposte ovviamente più dettagliate, la possibilità di fare più domande o di chiarire più aspetti, dunque non temete, rivolgetevi a me se ovviamente devo esservi simpatica, devo farvi fiducia, cioè ovviamente dovete essere voi a sentire che sono la persona giusta per voi e dunque se è così vi aspetto in privato, come vi ho detto potete prenotare il vostro consulto. In questo caso contattatemi al 347 8702 622. Ci tengo a spiegare molto velocemente come poter prenotare un consulto, perché magari vi siete già rivolti ad altre persone, hanno i loro metodi, o magari non vi siete mai rivolti a nessuno prima d'ora, dunque non avete idea di come possa funzionare. Potete contattarmi tramite Telegram o WhatsApp, mandandomi un messaggio appunto chiedendomi la possibilità di prenotare il vostro consulto. A quel punto io vi chiedo qual è la vostra preferenza nella modalità di pagamento e solo dopo che avrete effettuato il versamento del contributo fisseremo l'appuntamento. Lo dico perché è importante, perché se ovviamente non c'è questa conferma definitiva, io non prendo neanche nota dell'appuntamento, perché troppe volte in passato, soprattutto all'inizio della mia carriera, sono stata ad aspettare in fiducia persone che non si sono presentate. Dunque, se avete bisogno di me, la cosa è così e fila molto bene così. Dunque, benissimo. Allora, detto questo, vi ricordo che siamo presenti su Facebook, dico siamo perché ovviamente in questo plurale comprendo il Marietto Veneziano con il quale collaboro ormai da diversi anni e appunto i gruppi Facebook sui quali ci trovate sono i Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Attraverso questi due canali, questi gruppi, scusate, condividiamo molto materiale gratuito. Ci trovate anche sul sito ilcapitano.intervista.org, all'interno del quale troverete molto materiale gratuito a cui attingere, dunque numerose dispense, raccolte di circuiti radionici e altro materiale di natura esoterica. Sempre nel sito la sezione shop per conoscere quali sono i nostri servizi a pagamento. Vi ricordo che essendo venerdì, il venerdì è la serata dedicata ai riequilibri, ai protocolli di riequilibrio radiestesico e radionico. Noi combiniamo con una tecnica che nasce in origine. Alcuni di questi passaggi nascono dal Picchi, poi sono stati approfonditi ovviamente da quelle che sono le conoscenze del mondo esoterico e devo dire che un buon contributo in questo genere di riequilibri e di lavori proviene anche da Raymond Grace. Dunque sono tecniche combinate e non solo di un certo tipo. Abbiamo ovviamente aggiunto tutte quelle che sono le nostre competenze anche a lavori di altri, dunque siamo andati perfezionando. Bene, detto questo,
Vi ho già indicato un po' tutto, dunque, direi di procedere con i saluti e con le domande. Allora, intanto buonasera Roberta, buonasera Michela, buonasera Luca, buonasera Donato, buonasera Michele, buonasera Chiara, buonasera Giovanni, buonasera Loredana, buonasera, un altro Donato, buonasera Lucia, buonasera al Marietto, buonasera, Tam, ehm bene, e poi Michela va bene le domande. Perfetto. Allora, Roberta, buonasera Ilde e Marietto. Marietto, c'è un saluto anche per te. Allora, vorrei gentilmente sapere perché Rosario, 14 marzo 60, è tanto arrabbiato anche con me. Anche? Bene, allora la cosa è grave, se anche vuol dire che ce l'ha un po' con tutti. Vediamo un po'. Allora, per Roberta, perché Rosario, 14 marzo del 60, è tanto arrabbiato anche con Roberta. Allora, Sibilla, aiutateci a chiarire. Grazie. Ah. Allora, beh, il taglio indica comunque o vecchi rancori oppure situazioni che, sono state magari scaturite o generate da qualche figura di una certa età, magari una madre o una persona più grande che può aver, come dire, girato il coltello nella piaga. Diciamo che, c'è comunque appunto la conferma che effettivamente è arrabbiato. Vediamo un po' però di capire il perché. Allora, bene Roberta, ehm, diciamo che c'è una situazione, che coinvolge, non so se 1 o 2 figure femminili, qui non si capisce se la partenza e questa donna poi siano la stessa figura, non conoscendo le circostanze del vostro rapporto o il contesto nel quale ha manifestato questo sentimento di rabbia, posso dirti che probabilmente, lui si aspettava un qualche cambiamento, di poterlo fare nei confronti di una donna che probabilmente ha scelto, oppure comunque una donna che già lui ha amato nel passato e magari si era messo in mente di, rincontrarlo, di, andare incontro a questa figura, ma c'è stato appunto qualche impedimento, magari anche lui che si è bloccato. Dunque sembra una situazione legata comunque a, mhmm, una figura femminile, una o forse più, non saprei dirti. Potrebbe anche indicare che abbia cercato di avvicinarsi a qualcuno perché gli ricordava qualcuno del passato, però diciamo che di fatto ci sono situazioni, legate a questa figura, ma potrebbe anche essere l'indicazione di situazioni familiari, perché, è comunque la madre di famiglia anche. Allora diciamo che, il taglio ha già dato una prima indicazione e al presente, come vedi, compare la carta della nemica. Generalmente quando, compare questa carta siamo di fronte a un pericolo reale che non è più arginabile, qualcosa che ha già colpito in qualche modo. Dunque qualcuno ha già, causato il danno e si direbbe che, in questa occasione possano aver in qualche modo contribuito una ragazza giovane e qui la figura di una persona di cui lui magari si fida, ma che in realtà poi lo ha colpito. Dunque c'è comunque una situazione,
non molto chiara, io spero che a te dicano qualcosa, che tu riesca a capire, la loro risposta. Chiaramente durante un consulto, privato c'è il feedback immediato, no, si parla e si dice: "Guarda, io vedo così, vedo cosà." E l'altra persona: "Ma in effetti o c'è questo, c'è l'altro", e insomma riusciamo a ricostruire il quadro, soprattutto non quando entrambe io poi figuratevi, vedo le cose solo perché girando le carte in qualche modo mi arrivano le risposte, ma voi magari nelle vostre situazioni non conoscete tutti gli aspetti delle cose, alcune non sfuggono, normalmente può succedere, dunque, le sibille ci aiutano un po' a ricostruire. Comunque come vedi non c'è tanta serenità. In questo momento, lui o sfugge o nasconde qualcosa, o comunque è ancora molto combattuto e perfino combattivo e forse questa situazione perdurerà per un po', però ti devo dire che secondo me gli passa, eh. Ma sì, gli passa, non ti devi preoccupare, però di fatto sembra proprio che qualcuno si sia impegnato molto con le parole a togliergli la serenità, dunque deve essere stato o un qualcosa che, magari, anche qualche forma di premeditazione, no, qualcuno che intenzionalmente può aver detto qualcosina per turbare, però, come t'ho detto sono dell'idea che gli passerà. Comunque gli passerà. Andiamo avanti e vediamo un pochettino Luca. Allora, vediamo un pochettino. Okay, la donna del passato sei tu, va bene. Okay, allora vediamo un pochettino Luca, se Maria Rosa, 28 maggio dell'81, ama, Luciano, insomma se vuole tornare da lui. Vediamo un po'. Ma il taglio è un buon taglio, sicuramente c'è stato un rapporto molto importante. Mh. Mhmm, detto al momento, considera che appunto, le sibille non sono categoriche, nel senso che se, non danno una risposta affermativa in questo momento, non significa che poi più avanti nel tempo, ehm, la cosa non invece non cambi perché normalmente ci parlano dei prossimi eventi, cioè quelli del futuro, che rientra nell'arco di 6, 7 mesi, al massimo 1 anno, dunque ma proprio al massimo, eh. Dunque se non si verifica in questo lasso di tempo, non è necessariamente detto che un evento non accada mai. Dunque posso però dire che non lo vedo accadere nel prossimo periodo. Piuttosto gelosia, vedovo, ehm, sembrano essere dei sentimenti che ancora turbano, questa persona e dunque non è che ti posso dire che non li ha mai provati, perché in passato invece c'è stata una bella unione, un'unione anche forte. Però, non so se magari, sia un accenno riferito magari un atteggiamento eccessivamente geloso che ha un po' soffocato il rapporto, oppure qualche, discussione troppo accesa che ha reso impossibile andare avanti, insieme. Dunque diciamo che probabilmente in questo momento ci sono ancora forti questi risentimenti, questi sensi di, proprio turbamento che oserei dire
possa essere andato anche piuttosto in profondità, cioè la persona, ehm, ritiene che ci siano certe circostanze nelle quali si sente impotente, cioè possibilmente alcune situazioni che avete vissuto lei si è resa conto di non essere in grado di gestirle e di non volerle neanche più gestire. Generalmente il vedovo è una situazione, come dire, fa capire una situazione proprio dove non c'è più margine e ci sono solo tanti rimpianti, ma una cosa chiusa, Però nonostante ciò non si vede che ancora, la ragazza o la persona è turbata, ci pensa. Però vedi il sacerdote, nemica nemico, insomma sono tutte carte che non aprono a situazioni più favorevoli. Piuttosto c'è ancora, ehm, come dire, freddezza, un distacco, un'intenzione nel stare lontano, nel volar via, nel non essere lì. Ehm, non lo so se si sente minacciata da un eccessivo senso di controllo, c'è qualcosa che non a questa persona comunque non va, ci vorrà molto tempo perché si riprenda. Ehm, non so se però si riprenderà nella tua direzione, almeno non nell'immediato. Sembra piuttosto che cioè da una parte ci sono i sospiri, dunque però è accompagnato dal militare, dunque è qualcosa di forte, quasi un tormento, che agita, no, che la fa sentire, come dire, non so se minacciato sotto attacco, però c'è anche da dire che, potrebbe anche indicare che nel tempo, magari segretamente, potrebbe, ehm, di nuovo percepire un sentimento ancora per te, oppure potrebbe indicare che invece si è allontanata perché, nutre un sentimento segretamente rivolto a un'altra persona. Però ecco, io non la vedo tornare per ora, non ci siamo, mi dispiace. Allora, Donato, buonasera Ilde, Donato 11 aprile 79, chiedo se ci sarà stabilità economica a breve o comunque un po' di tranquillità, grazie. Vediamo subito. Intanto, prima di rispondere a Donato, vediamo se grazie a te Roberta, fa piacere. Intanto saluto anche Marcello e Marina, buonasera Marina, e un'altra Michela, ok, questo ha un'icona diversa. Benissimo, allora, vediamo di rispondere intanto a Donato. 11 aprile del 79, vi ricordo che se per qualche ragione io non dovessi riuscire cioè l'unica ragione per cui io non posso riuscire a rispondere a tutti è il tempo, per il semplice fatto che il venerdì sera eseguo anche i lavori di riequilibrio che sono piuttosto lunghi e impegnativi, dunque la diretta del venerdì generalmente è più corta. Per questo ciancio di meno, almeno ci provo e rispondo a Donato. Dunque, se non riesco a rispondervi questa sera, mi raccomando, lunedì c'è ancora un'altra possibilità e poi mercoledì e poi venerdì, insomma, ci sono sempre, per non parlare poi che vi aspetto in privato, ovviamente. Allora, Donato e la situazione economica, 11 aprile del 79, vediamo un po' per Donato cosa ci dite Sibille, grazie. Beh, allora, potrebbe trattarsi di un incontro proprio per questioni lavorative, no, in effetti il domestico, può riguardare mansioni che magari non sono proprio quelle per cui tu hai studiato, oppure hai già lavorato, potrebbe indicare un lavoro, che, parte così un po' su gradini leggermente inferiori, ma che può comunque portare a una crescita. Dunque c'è qualche possibile
colloquio magari per qualche figura professionale, ehm, con cui comunque cominciare. Allora, eh, ah, allora Donato, mh. Diciamo che è già un po', che non mi ero accorta che non sono ben inquadrata. Diciamo che è già un po' che vedi, già dal passato hanno cominciato a esserci delle preoccupazioni o comunque dei ritardi legati alle situazioni economiche che hanno poi procurato, parecchio stress, parecchia preoccupazione e tensione, dunque attese, che sembrano aver dilatato questi tempi già lunghi e infiniti. Dunque, molti sono stati i pensieri a proposito delle difficoltà magari, che hai avuto, sotto l'aspetto economico c'è stato anche proprio un problemino, insomma, non da poco. Dunque, diciamo che nonostante tutto hai cercato di mantenere, ferma la volontà e una certa presenza di spirito. Però guarda, se stai aspettando una risposta o se, per quanto riguarda le questioni lavorative, proprio nel tempo attuale, dunque nella linea del presente, probabilmente è arrivata una risposta negativa, oppure il fatto che non arrivino risposte sono di per sé una risposta negativa. Si direbbe comunque che la situazione è effettivamente bloccata, sotto questo aspetto per il momento, e da qui tutta una serie di sensazioni di precarietà, oppure addirittura, arrivano solo lavoretti che non hanno nessuna, promessa di continuità, dunque, ehm, hai effettivamente la percezione di un qualcosa di incerto. Nel prossimo periodo però, intanto sia la vecchia signora che la speranza possono indicare un piccolo viaggio, una gita, qualcosa, qualche spostamento e dunque, mhmm, potrebbe anche essere incluso questo tipo di significato. Ma, c'è anche un'altra cosa, cioè c'è anche un sostegno, un aiuto che potrebbe provenirti dalla mamma, sperando che ci sia ancora ovviamente, non vorrei fare una qualche gaffe, comunque una figura, che ha questo senso di maternità e di accudimento nei tuoi confronti e chiaramente, ehm, c'è comunque un sostegno di qualche natura, ma c'è. Nel futuro, dunque, però ci sarà una cosa qui. Sembra ovviamente parliamo di questioni economiche, parliamo di cose che, hanno a che fare col passato, dunque c'è, molto probabilmente, arriverai a un momento di stanchezza, perché tutta questa situazione ti porterà un po' di abbattimento morale, probabilmente il fatto che non si muovono le cose, di dover ancora contare su aiuti dei tuoi familiari, è possibile che questa cosa un pochettino ti turbi o che ti faccia ripensare, a certe situazioni, a certe cose che hai vissuto nel passato, anche certe figure del passato. In ogni caso, ehm, la matrice con il denaro comunque non sono 2 brutte carte. Diciamo che, entrambe hanno uno sguardo rivolto al passato. La matrice è ferma a un qualcosa che amava, no, o a qualcuno che amava. Nel tuo caso probabilmente un lavoro che non fai più, che ti pesa non fare più perché lo amavi come lavoro. E la carta del denaro ovviamente può essere letta alla lettera, no, denaro, ma può anche indicare appunto tutto ciò che hai concorso nel costruire nel tempo, dunque tutto ciò che oltretutto si trascina da tempo, compreso i problemi, no. Dunque diciamo che, forse c'è un po' di fatica ad andare avanti perché ci sono ancora delle aspettative o delle speranze
oppure delle sofferenze legate a qualche situazione del passato, o potrebbe anche indicare che stai attendendo una somma che deve arrivarti da tempo. Ehm, Purtroppo sai, ti dovrai sbracciare molto, dovrai darti tanto, tanto da fare, però per il prossimo periodo ancora non c'è proprio un vero risollevamento dall'aspetto economico. Cioè ci saranno delle situazioni e anche delle possibilità, che inizialmente sembrano essere molto positive avrai la sensazione, ehm, di essere riuscito in qualcosa, però sembra che, insomma c'è un problema di cui non riusciamo a comprendere la natura per via del fatto che è l'ultima carta proprio, no, dunque non c'è la possibilità di interpretarlo in qualche altro modo, però, avverrà un qualcosa di improvviso che probabilmente, fermerà questa partenza che sembra, derivare oppure questo entusiasmo che sembra derivare da un colloquio. Comunque ancora ancora deve ingranare un po' la situazione Donato, mi dispiace. Allora, vediamo un pochettino la prossima. Giovanni: "Ciao Ilde, volevo sapere se incontrerò qualcuna in amore. 11 dicembre del '72." Giovanni, va bene, vediamo se c'è qualche incontro. Intanto vado a saluto anche Iena, Donato, mi dispiace. Sapete che faccio? Me lo riprometto, domani vedrò di mettere sulla community qua di YouTube un circuito un po' un portafortuna, tanto sono sicura che servirà a più persone e serve un po' ad attirare eventi e situazioni fortunate. Dunque ve lo metto qua sul canale, dovete solo andare sulla sezione community. Molto raramente pubblico delle cose perché ho veramente tante cose da seguire, però domani lo faccio così lo trovate, mi prometto di farvi questo dono, così che insomma una piccola manina, non guasta. Allora, vediamo di tornare alla domanda di Giovanni. 11 dicembre del '72, vediamo se incontra qualche persona in amore. Beh, sembra proprio che arrivi qualche novità ovviamente proprio in quella direzione. Vedi che, messaggero, amante, sembra proprio indicare un qualche slancio nuovo, qualche cosa positiva. Vediamo un po'. Mh. Allora, Achille, grazie, basta. Allora, qui, nella linea del passato sembra che, tu, ti sia più concentrato su altre situazioni, no, intanto è anche possibile che tu abbia lavorato molto su di te, su alcune cose, tue personali, vedi che c'è ammalato superbia, dunque, è possibile che, tra le cose, di cui tu ti possa essere occupato, anche perché c'è la donna di servizio, dunque il fermento, no, l'attività, il fare tante cose, possa esserci anche magari qualche aspetto caratteriale o qualche aspetto di sofferenza, che, su cui tu, puoi esserti concentrato. Ma c'è anche la possibilità che, alcune situazioni comunque, continuavano ad arrecarti qualche sofferenza. Cioè, partiamo con un freno a mano, in poche parole. C'è stato comunque
Penso di poterla interpretare così, questa giovane fanciulla, dunque o che hai veramente impegnato molto del tuo tempo nel rapporto con una figlia adolescente, oppure l'indicazione potrebbe anche essere che hai provato insomma a darti da fare, per quanto riguarda, una donna più giovane di te, ma, insomma in entrambi i casi, o che sia per tua figlia o che sia per questa, donna, comunque ci sono stati pensieri e delle situazioni che magari ti hanno arrecato un po' di nostalgia. Dunque, in ogni caso, soprattutto da una prospettiva sentimentale, cioè non c'è stato molto, Però guarda, lettera, viaggio, leggerezza, prigione. Ecco, questa linea dice che è possibile intraprendere, una serie di contatti, no, soprattutto virtuali, quantomeno all'inizio, no, c'è la carta della lettera, ovviamente la lettera viene sostituita attualmente dai cellulari, dalle servizi di messaggeria, dunque dalle chat, da tutti questi, metodi ormai moderni, no, per stare in contatto o conoscere nuove persone, dunque sembra che ci siano degli scambi, potrebbero essere anche numerosi, con qualcuno che probabilmente non è proprio dietro l'angolo. Dunque è possibile che sia necessario muoversi per incontrare questa persona e che, nonostante il desiderio di farlo e l'intenzione di farlo, ci siano degli impedimenti ad andarsi a incontrare. Dunque non questa cosa ancora è un attimo in stand-by, ho vissuta in questo momento su una prospettiva virtuale. Se ancora non sta avvenendo, è comunque nella linea del presente e dunque un'indicazione di qualcosa che dovrebbe avere un aspetto immediato, insomma. Vedi qui allegrezza al cuore, vecchia signora, omaggio di preziosi. Dunque, intanto è di nuovo una linea dove, c'è un accenno appunto a questi corteggiamenti, a questi momenti di avvicinamento, no, che può avvenire fra insomma 2 persone. In particolare potrebbe indicare una donna leggermente più grande di te, e questa occasione potrebbe anche essere positiva. Ma attenzione, la vecchia signora può anche indicare, una persona che già fa parte della nostra vita, dunque qualcuno che ha a che fare con un tempo storico, no, cioè qualcuno che già, è presente da lungo corso nella nostra vita, addirittura in alcuni casi una ex. Allora, dunque c'è questa situazione e poi c'è una cosa interessante perché, la carta della morte, poi, in questo caso è sostenuta da carte positive, no, abbiamo riunione e fortuna, dunque, chiaramente parla della conclusione di un ciclo e di una forma di rinascita. Abbiamo questo profondo cambiamento, diciamo una rinascita con la riunione, un ritorno. Dunque o effettivamente nella tua vita torna, con tutta la cavalleria una persona del tuo passato, oppure un qualcosa invece legato a una figura del tuo passato si conclude in modo proprio completo e questo dà avvio a una possibilità proprio a un qualcosa dove ci mette la mano il tuo destino, perché la carta della fortuna comunque indica un qualcosa che deve compiersi, che proprio, tu hai sicuramente lavorato per andare incontro a questo tuo destino, ma è anche giunto il momento in cui il destino ti viene incontro. Dunque non è che si faccia menzione a qualcuno in particolare, però si capisce che c'è comunque nei prossimi mesi una profonda trasformazione. Allora dunque, in ogni caso qualcosa c'è, okay, potrebbe anche indicare che, questa situazione poi subisce un grande cambiamento, potrebbe anche essere un'interruzione all'inizio, cioè tutto questo percorso che abbiamo visto,
ma poi confluire in un riprendere il contatto, ricominciare e che questo sia assolutamente la strada giusta. Deliranti, dottore, dico gran consolazione. Allora, sicuramente ci sono degli aspetti che devono essere sistemati, messi a posto. È possibile che uno di queste cose siano, sia la comunicazione, cioè il tipo di cose che, riuscite a dirvi o di fraintendimenti che riuscite a creare. Dunque ci sono delle situazioni che devono essere, messe a posto, oppure, anche la possibilità che qualcuno parli senza, cognizione di causa sulla situazione e che questo poi debba essere in qualche modo, magari corretto, no, rivisto un po'. Ehm, Comunque resta un po' di circospezione, ma, in ogni caso vedi, piano piano sembra che poi la cosa risponda ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. Dunque, attento perché magari alcuni aspetti ti metteranno un po' in confusione e forse è necessario osservare bene, no, studiare bene poi questa persona. Però alla fine, l'importante è che, tu valuti nel modo corretto che questa persona effettivamente tu non la stia idealizzando, ma piuttosto che combaci con quello che tu cerchi in una persona. Comunque secondo me qualcosa si muoverà, Giovanni, nei prossimi mesi. Allora rispondiamo a Loredana. Allora, buonasera, volevo sapere se Michele, nato il 27 marzo del 72, e Loredana, nata il 19 dicembre 68, ci sarà un incontro di chiarimento. Ok, allora vediamo se c'è questo incontro tra Michele e Loredana. Ma qualcosa dovrebbe andare ad alleggerirsi, vediamo un pochettino. Mh. Allora, ma, diciamo che da quello che vedo sembra che comunque la possibilità di un chiarimento ci sia, che poi questo chiarimento confluisca anche in un, boh, non so neanche, sai, hai scritto solo se c'è un chiarimento, dunque, ehm cioè, si può dedurre che c'è stato un rapporto fra voi o che una relazione di qualche tipo per via di alcuni segnali, però, ehm, chiedo sempre di specificare nel modo più chiaro possibile alcune cose della domanda. Comunque va bene, cioè magari per voi che siete dentro la situazione le cose sono chiare, io che sono al di fuori, non posso anche entrare nella vostra testa. Dunque avrei bisogno che quando fate la domanda per voi mi date delle indicazioni per potervi rispondere nel modo più adeguato, no. Comunque, sicuramente, ehm, c'è stato un qualcosa qui, o un'accusa particolare, magari, di tradimento, oppure che è stato fatto entrare qualcuno, gli è stata data troppa confidenza, cioè c'è qualcosa qui. Non so se effettivamente è così, perché non conosco, però il sacerdote generalmente è una carta di giustizia e di legalità, ma anche di quando si scopre i movimenti di qualcuno, quando si viene scoperti mentre si sta facendo qualcosa che proprio non è proprio alla luce del sole.
a questo si aggiungono i significati dell'allegria, cioè quando si fa una vita un po', oppure quando si è un po', scherzosi, frivoli o si sta flirtando con qualcuno. Il ladro è un terzo incomodo. Dunque, diciamo che ci sono alcune indicazioni dove sembra che, possa essere nato questo tipo di giudizio o pregiudizio, non saprei. Però in ogni caso, ehm, diciamo che al momento vedi, pensiero, allora pensiero, belvedere, imeneo e fedeltà, c'è diciamo ancora c'è questo sentimento, questa cosa, questa necessità, ecco, di vederci chiaro e di ricongiungersi in qualche modo, perché il sentimento c'è. Ehm, Però ecco, artista, malinconia, giovane fanciulla, sono comunque, carte, dove è possibile che ci sia, o sei tu, che magari l'hai c'è una situazione qua che io non so chi dei 2 sia il protagonista della prima linea. Comunque il chiarimento c'è, il sentimento c'è ancora, ma c'è anche un qualcosa dove lui comunque, siccome l'artista generalmente è una figura maschile, o è un disinteresse, oppure è una figura maschile un po' narciso, no, dunque o questa persona comunque pensa con un po' di nostalgia a una donna più giovane di te, e questo magari Ehm, crea appunto questo genere di turbamenti, ehm, oppure è lui che magari ha preso un distacco perché non si è fidato di te. Anche perché c'è una carta della gelosia, qui sarebbe carino capire chi dei 2 è così geloso dell'altro, perché, comunque lui è chiaramente l'uomo più giovane e c'è proprio la gelosia nei confronti della possibilità di altre persone, Dunque, mi mancano questi elementi, ovviamente che, in una domanda così online, nella diretta non è possibile dare giustamente, però o magari non si pensa sia il caso di dare, però si capisce che ci sono comunque, nonostante qualche possibilità di chiarimento, ci sono comunque degli atteggiamenti che persistono. Però sì, vedi, lettera, denaro, vecchia signora, donna maritata. Dunque ti sarà possibile dirgli la tua verità rispetto a questa situazione, che si è venuta a creare in qualche modo. Dunque, secondo me sì, potrai dire la tua. Che frutti porterà non lo so. Però, visto che la domanda era se c'era questo chiarimento, la risposta è sì. Bene, cari tutti, io per questa sera vi ringrazio tantissimo intanto di essere stati in mia compagnia, vi invito a tornare lunedì, ma per questa sera io concludo perché, come vi dicevo prima, mi aspettano i lavori di riequilibrio. Dunque, vi aspetto lunedì alle 21:30 sempre qui su questo canale. Che dirvi, buon fine settimana, buon proseguimento, e ora mi segno che vi devo mettere il circuito domani, se no va a finire che me lo dimentico. Va bene. Grazie a tutti e buonanotte. A lunedì vi aspetto. Ciao, buon fine settimana.